Sei qua, pigli qualcosa. Maestro Vacca, maestro Apro le Vacca. danze perché devo partire. Guardi, volevo fare vedere, no, guardi cosa ho inventato, guarda. Lo vede? Non me la freghi l'idea, eh? Guarda, te la stai combattendo. Sta bene, no? Io ci arrapigliano, Sì, signore, e ci sei muniato. È bello, eh? Dolcini, bella, vuoi vedere come un vantaio? Vuoi vedere? Tale come un vantaio. Si scappa. Ci guardiamo nelle diversità. Che noi non ce ne accorgiamo. La poesia ha sempre Tale come un vantaio, dottore. Lo vede? Ci siamo noi con lo specchietto di Come fa a retrovisione. farlo? Qui c'è lo specchietto di retrovisione là. L'ho inventato io. Sei un mago, lo puoi brevettare. Beh, non siete voi testimoni che l'ho inventato io. Oggi in data, per la prima volta avete visto. Non l'avevo mai visto. No, ma dobbiamo andare in uno studio dove fanno i brevetti e dirlo. No, me l'ha detto quello della commercio, mi dà una mano che l'ho intervistato. Dice, ti aiuto io. ormai siamo accomunati per questa diversità. Lei ha bere l'invenzione mia? Diversità. Un vantaio, tale. Sabremo. Credo che Antonio vuole C'è per lei. grazie con la G maiuscola. Come fa? C'è lo specchietto, sì, signore. C'è l'invenzione. Tale che un vantaio. Tale che un vantaio. Sabremo. Sì, ma potete piace? Eccezionale. Ma è inutile. Sono un genio. Chi dice poesia? Poesia Cristo. C'è un cavallo. Tale che un vantaio. Grazie Peppe e io. Complimenti. Amici, ma presento. Con qui Cacciato, perché non sono un poeta castoriato. Scrivo perché Caruso venne cannasciato e aglio gli anni marrutti e lo cuore sciazzato. È stato sempre come un cane bastoniato, sbattuto caicciato e più ogni sito. Ma ora che la barca s'è fermato, piglio le ciumme e sono a tutto sciatto. Quest'uomo così apparentemente crudo, duro, coriaceo, che ha sopportato mille fatiche, che non sta a me elencarle perché non voglio elencarle, quest'uomo, dicevo, ha cristallizzato tutta la sua sofferenza. Questo suo doppia sensibilità, da una parte certe volte appare così molto sfrontato, esagerato in alcune sue espressioni, e poi dall'altro invece si coglie questa sua tenerezza, sensibilità, oserei dire anche dolcezza nel porgere. Chi scrive poesia vive 2, 3, 4 volte. Non so perché. La prima volta perché ha sbagliato, la seconda volta che si chiede perché, la terza volta trova la chiave di lettura di quella sofferenza, che non è una cosa facile, è quasi una teologia del pensiero. Lui è un teologo. Quando siete chiamati a giudicare, non vi credete di essere dei geni, perché siete solo due o c'è il ruffiano.
come questo che vedono a suo dire, e in loro curato, gli da miscare, per vedere se c'è qualche difetto da seguire e per dare la sentenza a condannare. E un premio lo date a chi mi fa piacere, che ha speranza di giocare caramelle. Ma io che sogno sempre per, sogno ancora sì e uno no, da cominciare. E se mi ricordo che sogno pitture, da peste pera mi faccio mordicare. Mordicchiato, che vuol dire? Mordicchiato, che significa? Mordicchiato, che significa? Ti sta mordicchiando tutti, che significa? Ti sta andando, ti sta facendo, ti sta pompando, ti sta cangiando colore. Cioè, sono termini che io ho raccolto in un mio vocabolario che è uscito 2 anni fa. Ah sì, ce n'è. Me lo dica. C'è un vocabolario gelese? italiano Non lo sapevo. nel 2014 esiste. Vabbè, Sto allora lo dobbiamo, proponendo la ristampa. lo dobbiamo recuperare. Andiamo a recuperare. E ho finito. E allora, non la fare dire. Devo recuperarlo. Abbonai fotocopie, mi facci sapere. 100 pagine. Lei il mordicchiato lo sa che significa? Mordicchiato, è come c'era in una poesia di poco fa. Non lo sa. Mordicchiato, lo saccio così. E che significa? Che significa? Io sapevo che era un giarno di carne. Mordicchiato può essere anche un bianco, pezzo di merda, oppure mordicchiato la faccia, cioè, come c'è il cuore c'è la faccia. Ah, ho capito, va bene, grazie. No, ma un po' di quanto va. Mo, ne approfittiamo noi. Si può, vero? Tanto il documentato io no? Mordicchiato, che significa? Che vuol dire mordicchiato? Magari che mi vuoi fare una stringa. Per scherzare. Ma davvero disse mordicchiato da poesia? Faccio una stringa quando vedi. Sì, che significa? Vero, dai. Si conosciva questa parola. La conosce però forse non sai che significa. E noi completiamo. Vabbè, come lo scopro glielo faccio sapere. Mordicchiato che significa? Lo disse da poesia Andorra. Mordicchiato significa uno che praticamente faccia società sporma, ma in un modo però un poco, non lo so di preciso. Boh, lamma capire però, perché vedremo se usa pisciangello. Che significa mordicchiato? Una poesia Andorra disse mordicchiato. Singaletto, una parola. Che significa? Stiamo cercando di capire che significa mordicchiato. Lei lo sa, dottoressa? Merdicato può significare sporco, con Tenebrato, offuscato. pieno di brutte cose, dipende poi il contesto, bisognerebbe leggere tutta la frase. Va bene, giusto? grazie. E se faccio il nome o parlo parlusione, non cambia niente, perché vedete pinciu e come siete, tale e quale. E vi incappo un tipo di colore che del resto è una macchina che non si può rubare. Chi è? Antonio Sciantrello. Antonio Sciantrello è un po' di tutto. Antonio Sciantrello è un poeta, Antonio Sciantrello è un pittore, Antonio Sciantrello è un mago, Antonio Sciantrello è un astrologo, Antonio Sciantrello è uno che fa le carte. Però veramente tu chi sei? Sono il tutto e il nulla. Vado a tendoni in cerca di me stesso. Antonio Sciantrello, poeta, saggista, illusionista, tutto, ma soprattutto cantore della vita, con le alterne vicissitudini che alimentano il vivere quotidiano. Sciantrello afferma di valere 3 soldi, però sono soldi buoni, perché la sua musa canta a cuore aperto, senza steccati, senza segmentazioni, appariscenti o virtuali. Canta e descrive il vero, la verità che circonda l'umano, che condanna o esulta anche di fronte alle tante croci presenti nell'io. Antonio canta
o duci e l'amaro, con la saggezza popolare del cantastorie siciliano, che mentre canta suona, contemporaneamente segue sul tabellone in successione la triste realtà in cui l'umanità è attorniata dinanzi all'amore, al dolore, alla tristezza dei tempi. E tu chiaramente scrivi di tutto, i temi più svariati, e lo fai in una lingua che è la nostra, lo fai nel dialetto siciliano, dialetto gelese. Qualcuno può dire sì, dialettale, sai, noi meridionali facciamo poesia colta, poesia non colta, non è questo il problema, è quella creatività dell'uomo. E qui c'è Sciascia dove dice omeno menicchio, e poi quello cavolo diceva anche Sciascia, bisogna essere creativi nel senso guardare con quella parte del cervello che non è razionale, ma che pur tuttavia alimenta la razionalità. Anche perché il dialetto, grazie, il dialetto mi appartiene, io l'ho insegnato anche a scuola ed ero il primo tante volte a confrontarmi con i genitori che tante volte facevano fatica, sai, a insegnare il dialetto ai bambini, perché pensavano che il dialetto fosse la lingua, sai, la lingua del Sara, la lingua volgare, e dicevano a questi bambini: no, ma voi non dovete parlare in dialetto, assolutamente, assolutamente, la società di oggi vuole che voi parliate in italiano. E tante volte trascuravano questa nostra tradizione, queste nostre radici che sono importanti. Bisognerebbe guardare le cose come fiori di campo, come narcisi, eccetera, e non sempre cogliere o rubare i profumi. Non è questo il concetto. Il concetto è la creatività che ci fa diventare quasi immortali. Mardicchiato, no? Che cosa significa mardicchiato? Cioè, da dove deriva? Lei lo sa? No, non lo so. Non lo sa. Mardicchiato. Quando c'è domanda faccio mazzicata, già. Giarna, infatti sapeva una cosa. Mardacato. Dal colore delle feci. Dal colore delle feci. Ah, deriva dal colore delle feci. Cioè la fece è mardicchiata e alla. Oh, menicchi. E qua. Vedi, chiaramente un titolo che a te è servito soltanto come pretesto, perché io avrei dato un altro titolo al libro di poesie. Sai come l'avrei intitolato? Io, Antonio Sciantrello. Perché il tuo libro si dipana quasi come una sorta di giallo all'Agatha Christie. Perché io mi ricordo che ogni volta che incontravo Sciandrello mi dedicavo una poesia, così ma scritta, pensata immediatamente, senza mai aver detto niente su quell'argomento prima. Magari mi vedeva con un cappello, con qualche cosa, e mi approntava subito una rima. Cioè, man mano che vai avanti scopri sempre qualcosa in più e fa arrivare alla fine per dire: ma Antonio Sciantrello non la vuol rubare? Sa che sono stato al nord, no? Una volta, sono stato al nord. Una volta, mentre scherzavo, a uno ci disse: va sapacchio, no? Non si passa qua. E un altro, tra l'altro un avvocato, come parere, no? Si mise a ridere: ma che significa questa parola? Che significa questa parola, no? E io ci disse: che significa questo? E lui dice: ah, un complimento. E ci disse: no, però da noi non. E perché da noi non è un complimento? Questa. Ma secondo me perché anticamente questa espressione non era ben vista fra gli uomini, cioè non era un fatto molto virile. Ecco, non era umiliante, come dire. Non era virile, diciamo così. Ho capito, sì. Sottomessa dalla donna espressione, questa espressione non era simbolo di virilità. Ho capito. Qualcun altro ha qualche. Peppe, tu che hai il dono della sintesi. Com'è? Che mi dici? Mentre leggi, dai, com'è? Abbastanza esauriente l'architetto Giannuso. Tu sei uno che già se ne esce, cioè sei così sanguigno in certe tue espressioni e sei poi di un pudore unico. Sei come della luce, ogni tanto usa una testa e poi si arrevogliono.
Merdicchiato. No! Aspetta, poi. Merdicchiato, che significa? Quando uno giarnia. Giarnia. È ingazzato forte. Quando uno giarnia. Quando uno giarnia ed è incazzato forte. C'è merdicchiato significa che è ingazzato forte e diventa come un polente. O è mortificato forte. Quando uno viene mortificato, quando viene mortificato, significa che merdicchia, lo dico io, è così. Da dove deriva, scusa? Da dove deriva? Ah, da dove deriva? Dal giallo della merda. Ah, allora vi ha ragione Peccato. Vedete questo libro? Non novità. Salvano con cura in sottocuore. Io non voglio fare stampare, perché se vede tutto il dolore di tanta gente che sta in croce in giallerrare. Lo scrisse per quei che ha preso bene, per dire ciechi. Caruso, lascia stare, perché sta stata è brutta e non conviene. Che in già tu ci trovi tante pene, che ho pezzuti come le zammare, però ci trovi pure un cuore, con i versi mezzi dolci e mezzi amari. E la poesia di Sciangello è vita, rappresentazione del passato e del presente, che calati dentro stati d'animo diversi assurgano a situazioni mentali, affettive, trasformate dal desiderio che ha il ricordo per l'idea che diventa immagine e dunque poesia. Ognuno di noi, tu sei nato a Castiglione, io sono nato a Gela, quello è nato a Milano, quello è nato a Torino, quindi ognuno di noi è nato, uno può essere un figlio di Berlusconi, è nato un figlio di Don Bucurare, quindi la nostra vita è come una schedina. Io te non vinci cuccia di fortuna, c'è che nasce e trova le lenzuola e c'è come piato già una mangiatura. Quando nascivo io, professore, nascivo da Sira e chiudiva cielo aperto, io vento friscava e la lampeggiona era una catena che accuscando la pancia giamava. Per poco tempo mi pesava, per poco tempo mi diceva ma tu ne sei un nisce. Ma io curioso mi sa che sta ora e vino munno senza la mammana, senza sapere una migliore scura. Cresci umana a tanta gente sana, non può mannare con le renti fora e dopo scattare le torrubuna, mezzo le spine della vita amara, scutolaio le spine di tova e il mio vai a rena trascadina. Bravo. Tu hai un tuo moglie, una regina, e hai tre figli che sono a bandiera, tutti cuccati tra le lenzuola. E ora mi accattai una pennina che quando scrivi è una turlentana, ma certo volte scrivi a così fina che pare una signorina che raccama. E se quando ne esce un'una di fortuna, e se come ce lo fu con una pecciona, dicemmo che colpa parlavi solo la mammana. Franco, volevo dirti, questo libro è stato scelto una giuria internazionale, non è che nasce per caso. La casa editrice Albatros È una casa editrice nazionale, ma non nasce perché Albatros è una casa editrice sì, nazionale. ma io non vorrei mettere limiti di spazio No, di la poesia tempo, ha avuto perché più che la casa editrice, che è una grande casa editrice, la poesia, i sonetti, il dire e il vivere di Antonio Sciangello non ha spazio e tempo, è universale, espressione cosmica. È stato scelto di fatti una giuria di uno stato, di diversi Da stati tutto il d'animo. cosmo è stato. Bravo. Come mai questa cosa dove sapacchio che da noi è offesa e onore? Sinceramente non lo so. Non lo sapevo. Sinceramente non lo sapevo. Va bene. È un detto comune, però si intende per quella persona che è un bonaccione stupidino. Ho capito. Però da dove deriva non lo so. Voglio ringraziare il sindaco messinese per non essere venuto, ringrazio anche l'assessore che non è venuto, lo ringrazio,
perché avrebbero sicuramente forse danneggiato quelli che sono presenti. E va sapaccio, e chi cosa mi sa ridere, no? E io poi mi fa dice ma che significa questa parola simpatica? Ci ha spiegato e io mi fa un complimento e ci no, per noi è un'offesa. E al contrario per noi. Secondo lei perché c'è questa opposizione? No, la prossima volta te lo spiego. Vabbè. Io ringrazio veramente di cuore quelli che sono qua, sono degli artisti, e soprattutto voglio ringraziare, lo ripeto per l'ennesima volta, la dottoressa Zanone, e il professore Biagio Pardo e il professore Franco Zurbino. Professor, mardicchiato, che significa? Mardicchiato, che significa? Mardicchiato. Non lo so. Ah, non lo sa? No. Non lo sa. Ringrazio Sergio Petta, ringrazio quanti mi hanno sopportato. È un complimento per quelli del per noi invece no. E come mai sta cosa? Che ne faccio? Ma Maria, com'è che? A noi penso si chiamano peggio, si chiamano sassi. Ringrazio un po' tutti, ringrazio il poeta Rocco Vacca, cioè non voglio fare neanche i nomi di tutti, per esempio dello scultore Roberto Tasconi, il maestro Peppe Bocchiere e Sergio Pesce, non voglio fare i nomi, ci sono tanti amici e soprattutto ringrazio... A me se un regalo libro non mi ringraziare, un professore molto forte così. No, Totò Galanti sono. Rosso viene a capo, perché ti sei guadagnato le 5 stelle, sei stato, e sei uno dei migliori cabarettisti d'Italia in Europa. Faremo delle trasmissioni insieme. E questo dobbiamo dirlo. Faremo. Scusami Sergio. Sì. Scusami Sergio, una precisazione. Vedi che Totò Galanti nasce anche come attore del piccolo teatro Città di Gela, con Biagio Pardo. Esatto. Mi assumo io questa responsabilità di dirlo. Senti, che io che sennò si spara la batteria. Che significa merdicchiato? Che io non giù sapo. Farà la traduzione, ma io volevo giallo come la cacca, merdicchiare. Allora sintomato peca. Va bene, e posso andare prima che si finiscono i dolcini. Prima che si raffredda non la merdicchiato purissimo. Certo. Tipo dentista. Facciamo un selfie? Un selfie. Grazie. Grazie. A mangiare ragazzi. Andiamo tutti a mangiare adesso.